Cari telespettatori, ben ritornati. Come ogni venerdì siamo supportati in studio dallo SPCGIL del Veneto. Questa settimana Daniele Tronco, ben arrivato, segretario organizzativo dello SPCGIL Veneto, grazie di essere qui con noi. Ben ritornata Maria Pistorello, Dipartimento Previdenza, SPCGIL. Buongiorno. Per le parti più tecniche che ci possono essere chieste. Allora, il titolo adesso lo vedrete. È una provocazione, in realtà quella che vuole essere anche la manifestazione del 2 aprile, ovvero cambiare le pensioni. Era stato promesso, l'avrebbe dovuto fare già l'anno passato, poi l'anno in corso il governo Renzi, non è ancora stato fatto nulla, se non degli scrolloni ogni tanto per cambiare sempre in peggio la situazione dei poveri pensionati, ma poi ad essere compromessi non sono soltanto i pensionati, ma sono tutti i lavoratori, sono anche coloro che cercano un posto di lavoro, quindi i giovani. Abbiamo proprio i dati freschi dell'Istat, c'è un crollo dell'occupazione, quindi una maggior disoccupazione, anche se c'è uno 0,1 di assunzioni in più dei giovani, perché sono tutti numeri irrilevanti in una situazione che comunque è sempre negativa. Difficile che si assumano nuove persone quando non c'è uno sblocco di questa crisi, ne hanno parlato più volte gli imprenditori, è difficile quando non c'è un turnover, perché se la persona deve arrivare alla soglia dei 100 anni a lavoro, ovviamente non lascerà mai il proprio posto, ma resterà abbarbicata, come più volte ci avete scritto anche voi. E allora, che cosa chiede il sindacato dello SPCGIL del Veneto? Poi in questo caso in particolare della manifestazione lo fa a livello unitario, quindi una cosa molto sentita e forte. Sono diverse le istanze, ma sostanzialmente cambiare, bisogna cambiare. Daniele Tronco, un errore terrificante, perché poi la Camusso si è arrampicata su per gli specchi e trovare spiegazioni di alta scienza della finanza però poco ci persuade, perché noi viviamo la realtà del quotidiano, quindi poco ci interessa dei suoi numeri, no? Sì, diciamo che la riforma Fornero che è stata realizzata in un periodo storico-economico molto complicato per il Paese, di fatto ha consentito all'Italia di uscire da una situazione molto complicata dal punto di vista finanziario ed economico. Ricordo che dal sistema previdenziale sono stati drenati qualcosa come 18 miliardi di euro ed è una cosa che si ripercuote ogni anno con un drenaggio, perché di fatto impedendo l'uscita dal mondo del lavoro, e quindi cosa si ha? Si ha un effetto moltiplicatore derivante dal fatto, uno, che se tu impedisci per 5 anni tutte le pensioni di anzianità di bloccarsi, tu non hai l'uscita, poi hai un effetto che la gente rimanendo al lavoro versa contributi e l'attesa di vita, purtroppo, se tu vai 5 anni dopo, pagherai pensioni per 5 anni in meno. Quindi è un effetto moltiplicatore. Quindi si è fatta un'operazione di risanamento, se di risanamento si può parlare, contabile, in effetti utilizzando in gran parte il tema pensioni e pensionandi e pensionati, perché qui si è colpito con la mancata rivalutazione delle pensioni i pensionati, e quindi se tu, uno che va in pensione, come si sa, non ha più il contratto di lavoro, quindi non ha più la possibilità di vedersi adeguata l'assegno per effetto di accordi legati al mondo del lavoro, e quindi c'era un meccanismo che poi in parte adesso è stato ripristinato con Letta, anche se questo scade a fine anno, quindi c'è anche il problema di rinnovare questo meccanismo, però diciamo, la Fornero ha fatto un'operazione di taglio drastico, perché si è impedito l'aumento delle pensioni in essere e quindi la svalutazione reale del potere d'acquisto dei milioni di pensionati in Italia. È stato un calcolo, come dicevo appunto, molto matematico. Sì, matematico e anche di colpire dei soggetti, diciamo, dove è più semplice prendere, perché in Italia si potrebbe recuperare molte risorse facendo una battaglia seria, per esempio all'evasione fiscale,
all'elusione fiscale, alla possibilità che si ha di... Ma lì non riescono a recuperare. Lì non riescono a recuperare. Allora, siccome lì recuperare è complicato, si va a recuperare dove? Nei soggetti più semplici, perché, ripeto, in questi anni di crisi bisogna ricordare che poi il sistema di welfare è stato sorretto dal sistema pensionistico in quanto tale, perché dentro il sistema pensionistico abbiamo in Italia, perché questo lo si dimentica, una serie di meccanismi che in parte è vero che sono finanziati anche dalla fiscalità, ma in gran parte sono autofinanziati dal sistema previdenziale, cioè i lavoratori versando i contributi pagano anche una quota, per esempio legata alle casse integrazione. Quanti lavoratori oggi hanno superato crisi aziendali o sono stati aiutati in un periodo di disoccupazione transitoria a reggere dal punto di vista economico, utilizzando da forme di solidarietà che stanno dentro il sistema e che è giusto che ci stiano. Però noi diciamo che per esempio non è assolutamente corretto farla pagare questo meccanismo di welfare al sistema previdenziale, perché se tolgo dal sistema previdenziale per fare operazioni di welfare che vanno fatte ma che però indeboliscono poi il sistema previdenziale, è chiaro che non va bene, non va bene, perché diciamo che noi siamo in una situazione paradossale dove abbiamo soggetti che prendono, che so, 10.000 euro di pensione al mese e che le pensioni di questi soggetti sono pagate dai lavoratori normali, perché quando uno prende 2.000, 1.500, ricordiamoci che la gran parte delle pensioni in Italia sono attestate su una cifra attorno ai 1.000 euro, pensioni, poi abbiamo tutti i trattamenti sociali, lì andiamo addirittura a pensioni a 500 euro, esatto, ma lì siamo in un altro campo ancora. Però numeri da paura. Quello è il sistema, no? Se tu attacchi questa roba qua, riduci in povertà milioni di persone. Ecco, il problema, la cosa sentita, come ha detto lei, ha accennato alla disparità di trattamento, ovvero ci sono pensioni intoccabili, le pensioni d'oro, che però non sono neanche tanto, dicono poca cosa, in realtà non sono poca cosa, ma sono soprattutto uno smacco alla dignità delle persone, che non si sono toccate, non sono neanche toccabili, che si autoregolamentano nell'ambito delle categorie di appartenenza. E questo, bene o male, è un fattore che in un momento di difficoltà, di crisi, di prospettiva, poi parleremo anche delle prospettive per i giovani che sono tristissime, non hanno da esistere in un paese civile, no? Cioè, finché tutto va bene, per carità, può essere accettabile, guardate, adesso non credo sia più accettabile. Il centro della manifestazione di domani è un'azione che è partita già nel 2015 con una serie di mobilitazioni, di iniziative che si sono svolte un po' in tutta Italia, chiedendo al governo di intervenire anche in occasione della legge di stabilità, come si dice adesso, che vede questa evoluzione unitaria, e questo è molto importante perché su questi temi il sindacato ha ritrovato una azione unitaria, CGIL, CISL-UIL, quindi è un'azione confederale. Tra l'altro noi pensionati il 19 di maggio saremo a Roma per un'altra manifestazione dei pensionati, perché anche a Roma è il luogo della decisione politica, quindi anche forse ha un alto valore simbolico, e noi ci stiamo organizzando. Adesso in questi giorni usciranno tutta una serie di, diciamo, di iniziative a sostegno di questa cosa, perché il tema è un tema, secondo noi, che o lo affrontiamo o il governo si mette di buzzo buono, come si dice, cioè per affrontarlo e affrontare alcune questioni che attengono per esempio alle pensioni dei più giovani, cioè perché noi siamo in una situazione dove dobbiamo dare delle prospettive previdenziali anche ai giovani, dobbiamo dare anche delle prospettive occupazionali. Se noi teniamo fermo il tappo, diciamo, dell'uscita, è del tutto evidente che abbiamo un problema in entrata nel mercato del lavoro. Quindi abbiamo un problema che riguarda i giovani, che riguarda sia
il trattamento previdenziale, che deve essere sicuramente modificato il sistema di calcolo, perché il sistema di calcolo inventato dalla Fornero e diciamo che ha mutuato una serie di decisioni assunte, è un sistema di calcolo che rende fortemente critico il sistema pubblico, e se noi rendiamo fortemente critico il sistema pubblico, che è un sistema a ripartizione, sono guai perché io voglio ricordare che un giovane oggi che versa contributi previdenziali, se lui stesso pensa che lui non andrà mai in pensione con un trattamento previdenziale dignitoso, perché si sente, diciamo, di versare, quindi si innesca una spirale che alla fine fa crollare il sistema, e questo è un fatto molto pericoloso. Quindi l'idea che abbiamo noi, che il sindacato cerca di convincere le controparti anche pubbliche, è che con 41 anni di versamenti bastano, perché non è possibile che noi abbiamo un meccanismo che teoricamente potresti arrivare a 45, cioè senza limite. Perché ci sono dei lavori che tra l'altro rendono impossibile. Assolutamente. Io devo leggere i messaggi, che così. Una domanda: parlare e protestare con le manifestazioni a cosa serve? Una volta il Presidente del Consiglio rispondeva a votazioni popolari e quindi doveva rispondere a noi, ma ora non votiamo più e lui se ne frega delle nostre parole. Non è sufficiente alzare la voce: da un lato ti danno un mignolo, dall'altro ti amputano una gamba. E qui torniamo al senso che può avere una manifestazione di questo tipo. No, non sono d'accordo. Cioè, noi dobbiamo sapere che pensiamo che il fatto democratico di manifestare, di esprimere, diciamo, le cose che si pensano, di portare avanti le cose che si pensano, è un fatto di democrazia e di partecipazione. Certo che se noi dovessimo registrare, ma guardate che questo non è, cioè nel senso che registriamo invece che c'è molta adesione sia nei posti di lavoro, perché sono richieste totalmente di buon senso. Lo capiscono anche i sassi, che in una situazione di questo genere o si risolve il tema dell'andata in pensione, del trattamento pensionistico, o sono guai per tutti. Ma cosa andate a dire di recuperare dall'evasione fiscale, che una partita IVA viaggia ormai su un 60-70% di prelievo? Basta, aiutate a diminuire le tasse. Qui c'è il fattore delle le partite IVA sono in una situazione di disagio. Nessuno dice che non c'è un problema, diciamo, di pressione fiscale, ma i dati ce lo dicono. Oggi in Italia abbiamo svariati milioni di euro di evasione, miliardi di euro di evasione fiscale, che poi sono evasioni che vengono svolte in gran parte per effetto di meccanismi fiscali che sono consentiti dalla legge. No, ma parliamo della grande distribuzione, scopriamo che per esempio ci sono milioni che non vanno al nostro fisco ma fanno altri giri, per esempio, e lì non è evasione assolutamente, ma è un sistema legalizzato di grandi società multinazionali che hanno sedi estere, no? Una partita IVA che fattura tutto, certo che il problema è che non fatturano tutto, cioè adesso io dico, no, che il problema noi in Italia abbiamo dei soggetti che sono i lavoratori e i pensionati che non possono evadere, diciamo, perché? Perché la loro trattenuta fiscale viene fatta a monte. Ci sono dei soggetti che possono pagare o non possono pagare, perché per effetto della loro condizione materiale. Allora, quando io vado, però è vero, no, quando io vado a un servizio pubblico e mi trovo davanti a me uno che è esente dalla prestazione perché presenta un ISEE più basso del mio, e poi vedo che lui ha un tenore di vita che è 10 volte, 100 volte, qualcosa non funziona in questo paese, no? Soltanto che non bisogna ingenerare la convinzione che sia colpa delle partite IVA, perché purtroppo abbiamo tantissimi giovani che sono giovani, non solo, chi deve rientrare nel mercato è costretto a mettere partita IVA, deve fatturare tutto perché non può evadere, perché ha l'unico fornitore che è l'azienda, quindi sono queste 1 o 2 aziende addirittura, perché poi ci sono delle varie situazioni che si vengono a creare.
E poverini hanno un carico fiscale veramente del 60-70%. Io conosco giovani che stanno impazzendo e pagano solo tasse. È vergognoso avere un carico fiscale di questo tipo. Noi abbiamo in Veneto centinaia di migliaia di persone che oggi vengono retribuite con i voucher. Ecco l'altro problema. Allora, io dico, guardate, noi siamo contrari a questa situazione, ma non è che ce la prendiamo con chi deve mangiare con quei voucher là, cioè, non siamo così stolti, insomma. Cioè, il problema è che se tu organizzi una società che consente di pagare un operaio specializzato, come sta succedendo adesso con i voucher, cioè che sono dei buoni che sono sostanzialmente hanno una certa ritenuta fiscale e dentro hanno un contenuto di previdenziale, ma un anno di voucher paga un mese di pensione, cioè paga i contributi di un mese di un lavoratore normale. Questa è la nostra prospettiva. Pensiamo a questa società, infatti, perché se pensiamo a questa società non ne veniamo fuori. Avremo sempre società molto più, diciamo, involute. Scusate, ma non sono d'accordo. Ho 3 figli minorenni e sono senza lavoro da 2 anni. Lavora solo mia moglie. I giovani comunque riescono a sopravvivere con la famiglia fino a quando questa situazione sociale non migliora. Filippo da Padova. Beh, lo stiamo dicendo che in molti casi il pensionato cioè in moltissimi casi il pensionato è il vero ammortizzatore sociale di questo paese, perché con quanti sono le persone che mantengono figli e famiglie dei figli utilizzando la pensione? Sono tantissime. O addirittura chi quindi, ha una persona quindi io penso che c'è un tema di rivalutazione. Il tema è caldo, per cui sta scatenando gli animi. Diciamoci la verità, le cose sono cambiate, ormai non si lotta per avere diritti ma per mantenerli. Non vi dico cosa penso di questo paese, tanto a me ormai non cambia niente, ho già dato nella mia vita, ma giovani cercate posto altrove. Qui non c'è futuro e questo è un po' c'è amarezza di fondo, tanta amarezza, però che consigli dare effettivamente con queste prospettive dopo? In effetti sì, basta che guardiamo i dati della disoccupazione, soprattutto la disoccupazione giovanile, e capiamo insomma lo sfogo di chi ci scrive che è in queste condizioni. Ma ritornando al tema di oggi, no, che è la nostra richiesta, la richiesta dei sindacati unitari di riformare la legge Fornero, e c'è una richiesta che noi facciamo e che è presente e che è proprio il primo capitolo, è trasversale tra l'altro, è il primo capitolo della nostra piattaforma, è quello di pensare a dare pensioni dignitose proprio a quei giovani che per effetto della crisi che ormai incombe nel nostro paese da vari anni stanno facendo anche adesso lavori di tipo discontinuo, e un domani purtroppo con il calcolo della pensione che sarà interamente contributivo, cioè verrà data la pensione sulla base dei contributi che queste persone hanno versato, si troveranno ad avere una pensione che non consentirà loro di mantenere insomma una certa dignità nella conduzione della propria vita. Ecco, questo è il primo punto. Poi l'altro è questo, che i giovani, ma non solo i giovani, anche i meno giovani, tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad avere una certezza su quello che è il loro futuro pensionistico. Invece nel nostro paese da più di 20 anni si sta mettendo mano indiscriminatamente sul tema delle pensioni, e una persona che è andata a lavorare 20 anni fa, 30 anni fa, sono cambiate le carte in tavola, sono cambiate completamente, quindi noi dobbiamo dare certezza. Sì, ma non in basso, non a ribasso come ce l'hanno data adesso, no, che è non a devastante. ribasso. Esatto, non a ribasso, questo è giusto. Ecco, io vorrei continuare questo discorso contro entrambi perché è molto interessante, però andiamo prima in pubblico, così abbiamo più tempo e siamo più tranquilli. Pubblicità, pochi secondi, poi restate con noi.